Dall'istituzione delle zone franche a fiscalità agevolata all'obiezione fiscale, dall'apertura di uffici pubblici, punti di contatto con la cittadinanza, fino alla vera e propria costituente, alla scrittura di un libro bianco. La roadmap degli indipendentisti è stata presentata a Cima Sappada, punto estremo della provincia di Belluno e del Veneto, scelto come luogo simbolo per manifestare pubblicamente solidarietà, vicinanza e attenzione ai problemi che affliggono i comuni delle Dolomiti che vivono al confine con le realtà a statuto autonomo. Dopo la vittoria dei sì nel referendum di indipendenza del Veneto e la proclamazione di indipendenza della Repubblica Veneto, ovviamente la prima fase è l'esercizio della stessa indipendenza attraverso delle fasi, appunto, che abbiamo identificato come, mutuando un termine inglese, come roadmap. Il referendum è stato accompagnato da una serie infinita di polemiche sull'entità del voto stessa. Risponderemo non noi, ma risponderà il Comitato degli Osservatori Internazionali, che ha iniziato un esame e che oggi, per testimonianza del suo Presidente, ha verificato come l'attività, la prima attività che stanno conducendo di verifica dell'avvenuta espressione dei voti abbia dato finora il 100% di casi positivi. La contestazione non proviene dall'opinione pubblica, viene dai poveri di spirito, da mercenari o persone magari in buona fede ma molto suggestionabili o facilmente condizionabili. Alla presentazione non sono mancati momenti di imbarazzo espressi dal sindaco di Sappada, Alberto Graz. Il nostro, ha detto, è un progetto federalistico a chilometro zero, soffriamo tantissimo, ma non abbiamo mai pensato alla Repubblica indipendente. A noi basterebbe che il Veneto fosse una regione autonoma. Osservatori speciali gli autonomisti bellunesi del Bard. Osservatori molto interessati, ma ovviamente la nostra battaglia è profondamente diversa, tanto che chiediamo di uscire dal Veneto. Ciò non significa che le istanze autonomiste e indipendentiste non ci interessino, tutt'altro bisogna conoscersi e capire dove vogliono andare. La Repubblica Veneta, ha detto Franco Rocchetta, non è caduta nel 1797, per questo il nostro obiettivo non è rifondarla ma riorganizzarla. La dignità dei veneti nell'insieme, nonostante le devastazioni, gli inquinamenti che spesso sono attuati da veneti stessi, alienati dalla scuola italiana, e nonostante tutto questo la forza prevalente è quella che porta alla riorganizzazione concreta, non sono sogni, non sono disegni di Costituzione elaborati a tavolino.